pavimentato. Vi aspettiamo. E noi non mancheremo sicuramente anche a Galta. Allora, mancano praticamente pochi minuti alla fine, noi vorremmo concludere però prima di tutto intanto ringraziando gli SMS, ne sono arrivati tantissimi. Allora... Devo rispondere Antonio, subito. Che sia Rumatera, c'è un pesce, allora qua. Facciamo vedere la maglietta. Pare di più un pesce gatto perché era più esteticamente accettabile. Però se siamo consapevoli di non chiamare il gruppo così apposta. Ecco. Vai Antonio, che te vedi che sa ste robe. Antonio. Volevo anche salutare Alberto Puppi, che era mio vicino di casa, mi ha salutato. Così salutiamo anche tutti gli amici di Marco e Clan. Amico tuo? Sì, erano vicini di casa. Proprio, anche a scuola insieme. Poi cosa stasera con il Matera famo festa. Vai. Fa un anno. Benissimo. Era meglio tu scrivi con 2 N che si mi faccia protetta, però. vabbè, insomma, adesso. No, per dire. C'è proprio nel mondo da parlare. Comunque, io volevo ringraziarti di aver ospitato qua a Tricità, è stata un'emozione impagabile. Fare vai col liscio proprio qua. Bisognava. Avevo paura di avere che a fine ne serie arriva anche l'intervento occulto desquisso a fine. Fortuna che non si arriva, perché non può essere che problema. Comunque neanche dal punto nostro non potremmo desiderare di meglio che scrivere una canzone come vai con liscio e essere ospitati alle cene. Guarda, ma sono convinto che ci rivedremo, perché adesso so che avete anche voi diverse date, diverse. Come fanno per esempio per contattarvi? Va o sul sito internet che è www.rumatera.com, roba seria, proprio roba pesante, e là trova tutto, i contatti, email, numeri di telefono, tutto quello che ha bisogno. So che avete fatto una festa di quelle giuste. Ruglie, come diciamo. Possiamo far vedere anche la copertina del vostro CD? Visto che la nostra togli via un po' di scritte, se no vedi sempre in ambiente. Guarda che bello, la serata del Piombino Dese, Miss Primavera che sta. Eccola qua, aspetta, vedi sempre in ambiente dei pesci, siamo dentro un acquario. Vedo, infatti, che è l'acquario di Dimitri Zara, e tegnaria a dire sta roba. Il nostro carissimo amico, e che ne ha prestato i scavatori, cioè io l'ho fatto proprio con i scavatori l'acquario. Se è suo. Qui là i pesci veri sui, quelli là che viene fuori qua. Vedo. Abbiamo Fiatti ritoccato con il nostro grafico di fiducia. Meno male che avete tutto. Sì, no, guarda. Quante canzoni ci sono? Quante canzoni? No, non mi ricordo perché una canzone. 17. Quanto sei? Ci sono qualche stacchetto simpatico tra una canzone e l'altra, tipo Duilio che canta varie robe. Ole Maroni. Bello. Esatto, e niente, questo qua dentro trovate tutte le canzoni che abbiamo fatto oggi e più altre ancora che in fascia protetta magari non si poteva fare. Ma che però questa sera farete, perché dopo le 22, Sì, si può fare tutto. Si può fare tutto. Vai. Vabbè, allora intanto grazie a tutti veramente per essere stati qui quest'oggi. Grazie anche per l'idea che avete avuto di fare una canzone su Telecittà, l'ho subito apprezzata tantissimo, proprio perché se avete capito com'è il nostro stile, noi siamo proprio alla buona. Ma così alla buona, e quando ci sono queste belle idee ben vengano, ma sono convinto che comunque da cosa nasce cosa, e sicuramente faremo qualcosa di molto bello proprio con una bella serata di Rumatera con Telecittà e anche ciao. Possiamo salutare ma sai cosa possiamo lanciare proprio spezzare una lancia in favore di tanti comitati che ci seguono. Noi siamo insomma una TV che ormai da 20 anni a questa parte siamo nelle feste. Secondo me proprio avervi ospiti, ma fare più che l'ospitata una serata con voi, serata particolare magari infrasettimanale, diventa una cosa bella nuova. La faremo sicuramente. Ma guarda che un mio carissimo amico mi ha fatto uno dei complimenti più meglio che poteva farmi, mi ha detto che sei Iulo, che ho fatto anche i nomi perché è giusto, e mi ha detto che guardate qui Rumatera è liscio per i giovani. Perfetto. La roba più bella che puoi dire, è vero, Bene. Ma se li riconosco pienamente. Perfetto, allora grazie, perché anche voi fate sempre della bella musica, la musica devo dire è sempre l'anima di ognuno di noi. Vi auguriamo una buona serata, in bocca al lupo per stasera, però concludiamo con un video che ci avete portato. Allora, lo lanciamo, si intitola? Il video è a cover di Pittura Fresca che abbiamo fatto un po' riarrangiata, con la collaborazione di Furio, che è ex Pittura Fresca, adesso di Scagi, e si chiama Piccini. Perfetto, la vediamo, grazie, buona serata a tutti. Ciao. Ci vediamo questa sera. Grazie Rumatera e a tutti voi. Prego, regia.
voglio tornare Picenin, voglio tornare Picenin. De dormire in pace, adesso te finito, tutta notte in vie, a sentir che piange il figlio, ogni occasione è buona, ma fa casi, e se Dio se aña, no te dico il medicine. Picenin, voglio tornare Picenin, voglio tornare Picenin, voglio tornare Picenin, voglio tornare Picenin, che cos'ero Picenin, non guardavo da qui, quei tempi che correvo andavo dritto de Bain, perché con 5 franchi mi compravo figurine, con 10 franchi tutto l'album de stampine, con 20 franchi mi mangiavo un stick, 30 franchi che rubavo una pic, con 1000 franchi che già era un tesoro, compravo 3 grammi del Libano. Picenin, voglio tornare Picenin, voglio tornare Picenin, voglio tornare Picenin, voglio tornare Picenin, voglio